Erano circa le 22 quando lunedì sera Francesco Gaudioso, detto Franco, di 53 anni, ha perso la vita in sella alla sua bicicletta mentre rientrava a casa dal lavoro, dopo l'urto contro un'auto guidata da un giovane di Jesolo in via Colombo, la strada provinciale 46 accanto cui scorre parallelo il canale Cavetta. Il 53enne di professione cuoco in un hotel del Lido è finito in acqua a causa dell'urto nel canale che costeggia la strada che collega la località balneare a Cortellazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia locale e i carabinieri dopo un'ora stavano ancora eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica. Da chiarire le cause dello scontro anche con la verifica della velocità a cui procedeva l'auto che ha investito Gaudioso. Il 53enne, nella foto presa da Facebook, lascia 2 figli ventenni, tra cui uno agente di polizia locale, e la moglie. Vicinanza è stata espressa dalla città di Jesolo e dal sindaco De Zotti.